Ciao amici, avrei due cosette che volevo spiegarvi bene oggi. Vedo che si fa un po' fatica. La differenza tra 3 e 3. Non è come in italiano che il 3 vale per soggetti maschili e femminili. 3 uomini, 3 donne, sempre 3 diciamo. In milanese, se diciamo 3 è per il maschile, 3 è per il femminile. 3 uomini, 3 donne. È importante, io ho visto oggi nell'esercizio che vi ho dato che c'è confusione. Noi dobbiamo ricordare 3 uomini, 3 donne, 3 maschile, 3 femminile. 3 dottor, 3 dottoresse. Poi vediamo, molti di voi hanno scritto dottoresse. Se non mettiamo la E, l'accento sulla E, leggeremmo dottoresse. Non è milanese. In milanese si dice la dottoressa, il dottor, la dottoressa. Sentite, quella E aperta è perché vuole l'accento. Altri mi scrivono così, tu con 2 U. Se io leggessi come è scritto, leggerei dottoressa. Mica troppo bella, no? Quindi do, il segno U, il suono U si scrive con la O. Dottoressa, dottoressa, come in italiano. Poi mi dicono, ma allora perché Sucremelon si scrive con la U di zucca? Perché il suono della U di succa non è quello del melon. Conte dire U, melon, allora si scrive O. Se diciamo succa, il suono U si scrive con la U. Sono stati 2 minuti e 27, un record. Ciao amici, alla prossima.